ho toccato un argomento che non ho toccato, che vi piace. Eccolo, vai. Piacere. Io sono Antonio, ho 23 anni. È una riflessione quella che faccio, più che una domanda. Prima eravamo al museo, dove abbiamo potuto anche ascoltare i tenores, quasi dal vivo. E io sentendoli mi sono molto emozionato, perché nella mia famiglia è una cultura che mi è stata presentata spesso e che io ho interiorizzato. E penso di essermi emozionato perché in quel momento mi sono reso conto di quanto fosse identitaria quel fenomeno. Ho visto e ho sentito, guardando negli occhi i cantori e ascoltando il loro canto, tutta una popolazione, una storia, un'identità culturale massiccia di cui io mi sento molto di far parte. E così mi sono pure emozionato quando siamo saliti su, stavano parlando della festa che si tiene qua a Biti. Ho sentito una signora che raccontava essenzialmente di quello che succede in piazza, dei 12 giorni di festa, e anche lì vedi come la gente si ritrova. E il pensare alla nostra comunità, al fatto che siamo tutti parte di una stessa cosa, per me è fortissimo. Pensarci mi emoziona proprio. Però so anche che, e percepisco che questa cosa si sta perdendo sempre di più, soprattutto tra i miei coetanei. Io sono cresciuto a Sassari e se dovessi pensare alla maggior parte dei miei amici, penso un 90% non saprebbe distinguere le 4 voci del canto a tenore. Non hanno idea di come funziona. Secondo me dovrebbe esserci qualcosa che ce lo spiega, che ci fa capire il valore di questa cosa, perché viviamo, come stava dicendo lei, in una società che tende sempre di più all'omogeneizzazione delle persone, no? E quello che dobbiamo fare noi è quasi un atto di resistenza, cioè dobbiamo resistere contro questa omogeneizzazione, ma non nel senso che ci dobbiamo imporre e omogeneizzare con il nostro, ma dobbiamo essere identitari, locali, in un contesto globale. Però come facciamo ad essere, come fanno le persone ad essere, ad avere questa volontà senza prima avere coscienza del valore di quello per cui dovrebbero lottare? Perché dovrebbero lottare per questo? Giuste osservazioni. Bisogna smetterla con dire che noi sardi siamo un popolo a forte identità. Non è vero. Non è vero. Siamo a forte identità nel senso psicologico, cioè vero sardi. Ma c'è forse identità politica? C'è forse identità economica? C'è forse identità culturale? Identità culturale vuol dire valorizzazione di tutte le risorse culturali sarde poste in relazione col globale. Forse questo? No, non c'è. Come passare dalla resistenza, che è usato, ecco, una sorta di resistenza, che è sempre, la resistenza è sempre un meccanismo difensivo. La costante resistenziale del grande archeologo Lelio oggi non è applicabile, perché oggi resistenza rispetto a che cosa? C'è resistenza di fronte al telefonino? Quale? Rispetto alla televisione? Ma io resisto, come? Come resisto a questo oggettino salvifico? Come resisto? Lì. Allora era la resistenza, allora sì, quando la resistenza era del corpo, della sottomissione economica e politica e del colonialismo in Sardegna, in una Sardegna colonia. Allora tu potevi resistere, sì, non perdevi, eri perdente, però dentro di te, come dice Ciccio Masola, vinto ma non convinto. Vedi? Non convinto vuol dire che la mia soggettività è rimasta, anche se nulla posso fare contro il potere economico, politico che mi domina. Ma oggi non è possibile porre in termini è passare dal resistenzialismo alla produttività e produrre. Tu che cosa produci nella dimensione sarda?
Il problema è anche a livello economico, a livello di qualunque tipologia di realtà vissuta, è come essere produttori di qualcosa o dare al passato, anche remoto, la capacità di porsi oggi in termini nuovi e si pone come resistenza allora, come soggettività produttrice ora. Per me è indifferente fare questa conferenza in italiano o in sardo. Non è vero che il sardo non ha la potestà di espressività piena. Certi sentimenti, anzi io li esprimerei molto meglio in sardo che in italiano. Cioè non mi pongo il problema della classifica dei valori, che questo è il rischio, perché i valori te li impone il potere. Tu li devi misurare in te stesso. Tu hai ragione a dire qual è la strada possibile. La strada possibile è di una scuola cosciente della sua identità migliore. Nella scuola non esiste la storia sarda. È stato detto di una regione che non ha storia. Ma guarda che la storia non è quella delle cancellerie, dei trattati di pace dove la Sardegna viene scambiata così dall'Austria alla Spagna, così come un oggetto. La storia è i sardi che l'hanno vissuta. Questa è la storia. Come l'hanno vissuta i sardi questa storia? Sono stati soggetti di storia. Ed è sardo, ed è il mondo agropastorale sardo. Ma tu pensi che oggi, quando tu anche a Cagliari parli di un mondo agropastorale, già il termine pastori puzza. Ma sai che la cultura sarda, la civiltà sarda, è fatta dal mondo agropastorale, dagli intellettuali anche che ha prodotto il mondo agropastorale. E la città, Cagliari e Sassari, non hanno prodotto nulla, perché anche quei politici sassaresi venivano dai paesi. De Martino, per dire il Sud. Chi ha prodotto cultura, ma cultura vera, sarda, è solo il mondo agropastorale. E ve lo dico io, Gramsci, a Di Larza, e studiando a Santo Lussurgio. Lussu, Pastore, l'esempio suo era del patriarca Pastore ad Armonge. Veleta è Nuoro, Salvatore Sata è Nuoro, mondo agropastorale. Ciusa, scultura, è Nuoro. Cambosu è Eurotelli. Il canto in italiano o in sardo, Peppino Mereu, Montanaro, Tonara, Desolo, Fondi. Il tenore, Bitti, Orgoso. Canto in poesia, grande anche quella, una grande capitale su cui investire invece sta morendo. E Ostieri, e Buttussò, e Villanova Monteleone, e Buttussò, i grandi artefici, Piras e Tuccò. È tutto mondo agropastorale. Tutte le attività di qualunque tipo. Lo stesso per dire solo, dico per dire, è di un mondo agrario. Com'è che la città, bottegai internazionali di provenienze diverse, non ha prodotto nessuna cultura? Vedete che la cultura nasce dentro un'identità forte, capace però di essere produttrice, non di essere passivante. Per cui il discorso tuo è come fare in modo che la scuola, già dalla scuola materna, valorizzi il proprio mondo intanto, perché il bambino deve situarsi nel proprio mondo a 4-5 anni, situarsi prima di entrare all'elementare nel suo mondo e sentire le voci, le parole, i linguaggi del proprio mondo, per capire che è un mondo vissuto. Poi si allarga questo mondo in Sardegna, poi si allarga e si dilata a comprendere l'universo intero, ma devi partire perché Freud dice che l'inconscio, cioè la struttura più profonda, si forma nei primi 3-5 anni. E la neuroscienza, ancora più severa, le neuroscienze dicono che la struttura
più profonda a livello di di neuroni e di sinapsi, si forma nei primi 3 anni, addirittura restringe il campo, che è un'affermazione rivoluzionaria. Quindi se io sono stato abite, ciascuno di voi nel proprio paese, e sono vissuto qui sino a 29 anni, la struttura mia inconscia è strutturata in vitese, in sardo. L'italiano l'ho imparato in prima elementare, malamente, e in prima media mi hanno bocciato in italiano, più bene su professore di lettere, perché traduceva dal sardo. E da che cosa dovevo tradurre? Dal greco, dall'ebraico. Ecco, vedete il depotenziamento, vedete il nostro mancanza di identità. Allora, se tu valorizzi tutte queste realtà, per cui davvero tu sei profondamente nuorese, profondamente sassarese, e però ad un tempo globale. Se sei solo globale, sei fottuto, permettetemelo. Sei prigioniero di un potere che ti ha avvolto e ti ha detto: seguimi, sei un utente e un cliente, perché questa è la pensione. Non c'è pedagogia formativa da parte della tua educazione. È stata fatta una ricerca: se la famiglia oggi interviene solo per il 12-13%, facendo percentuali rischiose, ma comunque è una ricerca della scuola di Brescia, della Cattolica, e la scuola per l'11 e la famiglia, la scuola e la Chiesa per il 9, che già da descritto, e il partito allora, perché il partito allora formava la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, il 2, l'altro 64%, da dove viene? Chi vi sta formando a voi? Da dove viene quel 64%? Dall'agenzia informativa e formativa globale. E quindi voi in entrata avete tutte informazioni globali. E in uscita avete dicitura di identità sarda. Vedete che il flusso informativo e formativo è globale, e quello non ha funzioni educative, questo che bisogna capire. Quelle ha funzioni. Qual è la funzione di tutto questo universo del capitalismo, sia di Stato, Cina, sia il capitalismo liberista occidentale, americano, eccetera? Qual è l'intendimento? Perché vi sta informando di tutto? Per fare di voi un utente, un cliente. Consuma e fai quello che vuoi. Agostino di Ippona, Sant'Agostino diceva: amare Dio, ama e fai quello che vuoi. Adesso consuma e fai quello che vuoi. Tu consumando hai un esercizio culturale, perché la merce ti parla come messaggio. E le Nike dicono di una calzatura alta e sta formando su tutto, sulla tua scelta di un dolce, di un brandy, ti sta formando. Allora tu che fai? La scuola riusciva 50-80 anni fa, sino agli anni 60 forse. La scuola riesce a dominare la cultura attraverso lo studio dei classici, delle letterature, della storia della musica, della storia dell'arte, della storia del teatro, della poesia, del romanzo, di tutte le forme culturali possibili. Riusciva la scuola a darti degli insegnamenti. Perché? Perché ancora non c'era la globalità. Ma una volta che i veri padroni sono i grandi network, il grande capitalismo, qual è questo grande capitalismo? Dovete pensare che sono persone, sono la farmaceutica, che ci dicono se sei malato o sano, va bene? Se io il colesterolo da 200 lo porto, adesso lo stanno portando a 180, lo porto a 160, rendo malati il 92% del mondo e vendo medicina all'astro.
Se la pressione da 90 a 40, la minima e la massima, la porto rigorosamente a 20 e a 80, a 120 e a 80, il 70% è malato. Cioè non è individualizzata, per cui la mia pressione a 140 Può essere. è sana e va benissimo, a un altro no. Allora omogeneizzare per fare in modo che poi io comando tutte le vostre azioni sulla la farmaceutica è potentissima. Il variare delle medicine inutili o addirittura la stessa gli danno un altro nome, anzi depotenziate. Le armi, ditemi. Il petrolio non è più potente. E questi network, le grandi reti, e tutto il mercato mondiale, il trifoglio sardo non è nostro, l'hanno comprato gli australiani, è loro. Hai capito? Cioè gli stati galluresi volevano fare gli stati catarini del Qatar, se era possibile, poi per fortuna ne abbiamo fatto di battaglia all'occusante. Cioè il potere è talmente potente che tipo la Sardegna la compra come nulla, ma proprio la compra nel senso territoriale. Cosa volete che sia? Sono miliardi e miliardi più del PIL Italia e Francia messi assieme. Allora la speranza, per non cadere nel pessimismo, nel dire ma allora non c'è nulla da fare, no, è proprio qui la scommessa. Tu e tu e gli altri, io, tu e lui, io, tu e lui, noi, voi, essi, siamo, visimus, siamo. Come filtrare? Come prendere il meglio e dove si può e dove? Come avere almeno una consapevolezza del fenomeno? Ecco, allora noi siamo su un percorso possibile di, come dicevi tu, di educazione locale. Quindi la Sardegna, proprio nell'aprirsi al mondo, deve rinforzare le sue identità. Che vuol dire? Economia. Economia. Che cosa produce la Sardegna? Ma non che cosa produce ora, che cosa può produrre, che cosa manca a noi. Vi faccio un esempio. I sardi credevano che il sole e il vento fossero una risorsa? Dite. No. Avevano un buon concetto del sole e del vento? No. Il sole è siccità e il vento asciutto. Quelli che sono al vertice del sapere, il grande capitale, guardando il globo, è arrivato a vedere questo pezzettino di isola. Come si chiama? Sardegna. Mi ricordo a Los Angeles. Sardegna. Sicilia? No, Sicilia l'ha conosciuta. La Sardegna, manco, non esiste. E poi uno ha detto, Costa Smeralda. Sardegna, niente. Non esiste. Beh, questi hanno osservato il globo. Questi osservano il globo terracqueo e dicono, la Sardegna cosa ci può offrire? Pastoralismo? No. Le pecore no, per carità. Sottocultura. Artigianato? Ah sì, ma non è una scommessa mondiale. E invece potrebbe essere. Ma ci vogliono investimenti, sapienza e lavoro. Ma è un altro discorso. Altro, cosa possiamo dire? Il turismo. Il turismo se lo sono già mangiati i grandi capitali turistici. La Costa della Garcan, tutti i villaggi turistici dei belgi, dei francesi, soprattutto milanesi, veneziani, Rotondo, veneziani. Solo dopo il turismo sardo è nato con indovinati investimenti anche in all'asta, eccetera. Ma dopo che quelli hanno mangiato a lungo e occupato territorio, ecco. E allora in che cosa? A un momento, ma hanno detto che la Sardegna è molto ventosa. E gli altri, questo è importantissimo. E quanto sole c'è? 300 giorni di sole l'anno.
E abbiamo trovato una miniera infinita. E hanno detto, ok, la Sardegna è la zona migliore per noi, investiamo su pale eoliche e Pannelli solari. pannelli fotovoltaici. Ma noi sardi l'abbiamo capito questo. Ma perché non lo inventavamo noi? Non lo conoscevamo il sole, il vento? Quando parlo di risignificazione, questo intendo. Cioè, come dare a un elemento negativo e risignificarlo positivo e a che livello positivo? L'energia è la forma economica più alta che oggi esista. E noi eravamo i padroni di questa energia. No, ci stanno coprendo anche l'altra gioiello che abbiamo, l'ambiente, ce lo stanno rovinando. Avete visto il capitale? Il capitale ne sa più di noi. Noi non contiamo. Loro hanno il mappamondo e dicono qui in Asia puntiamo su questo. Qui ci sono miniere di oro, Congo, trac. Qui c'è l'oro, piombo, lì. E prego. E noi? La Sardegna si presta perché è poco abitata alle basi militari. A lei, il 68% in Sardegna, di tutta l'Italia, il 68%. Ci sono bei boschi nell'Ottocento? A lei, da 920.000 ettari di bosco ridotti a 125, un quinto ci avevano lasciato, di un capitale immenso per costruire traversine di treni e la cantieristica navale. E quel poco di cespugli che c'è il carbone. Ah, ma le gente a miniere piombiamo. Capite cosa vuol dire identità? Capite cosa vuol dire? Cioè, intendere che sono nostre queste, sono a nostro profitto, invece nulla è a nostro profitto. Anche il canto a tenore sarebbe stato pastorazza se il merito è loro di tenerlo in vita e di portarlo nel mondo tanto da essere poi considerato bene inalienabile dell'umanità. Questa pastorazza è diventato bene inalienabile dell'umanità. Ma che cosa è avvenuto? Risignificato, portato ad una relazione. Così si costruisce la Sardegna. Non diventare clienti e utenti, perché quella è la forma di schiavitù moderna. Cioè di fatto tu non conti, non esisti. Tu sei un consumatore. Combatti con il tuo povero stipendio per sopravvivere consumando i beni loro. E sono padroni di darti il 10% in meno, di farti quell'altra saldi. Giocano, è loro che sono padroni della merce, del pensiero, del messaggio, della cultura, di tutto, cultura e coltura, tutte e due sono padroni. Non vorrei che uscissero da qua con questo messaggio No, ma io sono ottimista. È come tu. Perché qualche battaglia è stata anche fatta, no? Sì. Voglio dire, l'abbiamo anche fatta. Sì. Ecco. Purtroppo poi alla fine quello che succede. Anche l'ultima, tu citavi le paleoliche, io voglio sapere dove sono finite con 200.000 firme. Ancora no. Certo. Quindi una reazione c'è stata. No? No, noi abbiamo reagito anche sulle basi. Anche sulle basi, voglio dire. Bustiano può parlare, può dire di battaglia. Ai tempi degli Stati Uniti. Bisogna combattere assolutamente, però io intendevo dire proprio non solo su questo versante delle grandi battaglie, che sono battaglie politiche, economiche, esistenziali, per noi mica una cosetta di fronte, ma io volevo dire anche di una conquista personale, di una stima di sé. È una consapevolezza. Di una consapevolezza, perché noi siamo un popolo a basso tasso identitario e non abbiamo una autoconsapevolezza, un'autocoscienza positiva di noi. Adesso per esempio, vi faccio un esempio, mi raccontavano che a Baunei vanno nei bed and breakfast, dice entriamo qui per dormire a Baunei e chi è il padrone? Un Veneto ha comprato 3 o 4 case per 2 soldi, le ha rimodellate e le sta adesso, c'ha un utile interessante, sempre pieno. Ma perché non lo faceva uno di Baunei?
Domanda. Chi mi risponde? Ma questo è diffusissimo. Cioè nelle piccole cose, nelle piccole... E quello è un allenamento a diventare poi atleti del proprio sport esistenziale. Cioè, io però non vorrei darvi appunto questo messaggio ipercritico, perché per me la scommessa è sempre una descrizione della condizione preoccupante per poter dire ecco la sfida. Qui si vede se tu sei capace, prendendo coscienza. Quindi io anche quando scrivo è sempre in funzione di una risposta, cioè in funzione di una proposta che è abbinata uomini non abbinata, abbinata femmina non abbinata, cioè produrre dalle piccole cose del nulla, produrre perché producendo tu entri nel mercato mondiale, consumando e soltanto consumando tu sei dentro, sei in una periferia. Quella metafora del vagone. La Sardegna è un vagone in un binario morto, aspettiamo, questa era soprattutto negli anni '80, aspettiamo la locomotiva a cui agganciarci. Guarda che la locomotiva non arriva la locomotiva. Quando arriva la locomotiva è per impadronirsi anche di quel povero vagone e rimodellarlo per conto proprio. Ti tratta in un baccherettissa. E segue il suo corso. Quindi il mio messaggio è proprio, come ho parlando con gli studenti universitari, è prendere coscienza. Se ve ne andate voi, beh, che facciamo? Sapete cosa vuol dire? Sapete quanto costa dalla prima elementare o dalla prima materna alla laurea? Sapete quanto costa? Costa alla Sardegna, alla famiglia, alla comunità e alla Sardegna. E poi, fatto questo, capitale, se ne va. E se lo godi un altro. Uno aveva parlato del master in back, Sì, me lo ricordo. Però alcuni sono rientrati. Sì, Per fortuna, non tanti, ma sono rientrati. Fanno tesoro di un loro sapere più elaborato negli Stati Uniti, per esempio. E allora, come li rifinisci in Sardegna? Come li proponi in Sardegna? Ma a me la cosa più terribile è quella del sole e del vento. Sì, È terribile. E contro questo stiamo combattendo, contro invasioni. E però voi sapete ma anche ammesso che si mettano, perché abbiamo bisogno dell'energia. State attenti, non cadete in quella forma di non vogliamo nulla in Sardegna, no, ecco perdente. Noi in Sardegna abbiamo bisogno dell'energia eolica e solare, ma la mettiamo dove vogliamo noi per non rovinare l'ambiente e per quel tanto che a noi serve, non per essere l'ubudi e che poi diamo ad altri, come stanno facendo. Allora noi siamo soggetti attivi. Se invece diventa che noi accumuliamo energia grazie al sole e al vento, poi la diamo, non la diamo noi, no, se la prendono, che è diverso. Se la prendono. Vabbè? Questo è per me, e questo è un concetto per me fortemente politico, fortemente economico, sociale e soprattutto per il mio versante di interesse, dove ho maggiore competenza, è culturale, è preciso questo culturale, come quello economico e politico. Una cultura, oggi è una cultura di tessiture complesse. È bene averle tutte in una elaborazione nostra, per cui a me piace Va Pensiero, piace una canzone di Sanremo, un tenore di Orgosolo o una launeggia di cose, di San Vito e ascolto volentieri un canto di Maria Carta. Inventare poesia, ma sapete cosa vuol dire? Inventare poesia sul momento. Io rimango
Ma lo dite, mi chiedo come la gente. Guardate, io ho fatto 40 anni di insegnamento di lettere e ho stabilito che il 95% degli insegnanti di lettere non sanno insegnare la poesia, hanno la prosa. Cosa dice Giacomo Leopardi a Silvia? Dice che Giacomo vedeva Silvia, ragazza di 17 anni, di fronte alla sua, Conte Leopardi, di fronte, c'è anche scritto Silvia rimembra ancora andate a Recanati, e si è innamorato, ha cantato questa ragazza che prometteva vita, poi ha avuto un male, è morta e dice anch'io, la vita non ha senso, anch'io voglio morire. Fanno la prosa, cioè fanno un riassunto, cioè spiegano che cosa vuol dire. Scusate, ma lo chiedo a voi, quel canto che cosa vuol dire? Voi me lo sapete dire. La musica che cosa vuol dire? Ditemi. Sapete rispondere? Che cos'è la musica? Spiegatemela così la capisco. Non me la sapete spiegare. Voi la cantate. E quella è la spiegazione. Nel cantarla voi rendete conto di che cos'è, non spiegandomela a parole, e per di più dall'esterno, come osservatore, che crede di essere giudice dell'oggetto che sta guardando. E la poesia è nella parola. E Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale. E se tu dici, ti ricordi Silvia quando eri giovane? No, quello non è poesia, non è il concetto, non è la spiegazione. Allora, perché faccio gli autori? Non mi interessa farli. È la parola, è il linguaggio, è quella musica che in quelle tonalità, in quel rapporto di nota musicale e pausa, in quel gioco di pieno e vuoto di un'architettura, di una chiesa, il rapporto pieno-vuoto, è lì che è l'arte. Non ne danno spiegazioni. Cioè non hanno capito che cos'è la poesia, anche se laureati in lettere. Non hanno capito che cos'è la musica, anche se scrivono un trattato di musicologia. Quindi valorizzare significa creare. Voi siete creatori musicali. Dovete continuare in questa prospettiva di creazione, di imparare, di comprendere, di elaborare e di esprimere. In questo percorso non di ipercritica, in questo percorso graduale, elaborativo, ascensionale, potete arrivare ad un certo risultato. Si ripresenti.